Allora, giurati, di nuovo penna alla mano perché siamo pronti per vedere sul palco le nostre Miss sfilare come delle vere modelle. Sfileranno una dopo l'altra, voi le giudicherete sempre con il numero più basso, è la Miss che parte per prima. Sfileranno inizialmente con gli abiti in cotone 100% di Blanc Dunil dei negozi di Jesolo, proprio qui in centro, qua dietro a Caorle, e anche a Venezia, vicino Piazza San Marco. Blanc Dunil è un universo fatto di abiti bianchi in puro cotone, leggeri e freschi, ma soprattutto alla moda, e perfetti per la spiaggia e il mare in genere. Un'ampia scelta di collezione per tutte le età, ma anche per tutte le taglie e per tutti i gusti. Blanc Dunil immagina vestiti per il comfort di tutti, fatti per uomo, donna e bambino. Poi sfileranno con gli accessori, le borse di BG&HY Venezia, un nuovo brand italiano nato a Venezia che rappresenta lo stile e la tradizione italiana, utilizzando dei tessuti e dei filati molto particolari e ricercati. Alcuni di loro sono che provengono proprio anche da tessuti rigenerati, quindi il fashion abbinato alla sostenibilità. Poi sfileremo con i capi del negozio, nuovo negozio aperto quest'anno, sempre qui a Caorle, Euforia. Salutiamo Nicola, il titolare, un'apertura proprio in centro di quest'anno, diciamo questa primavera, un piccolo negozio con pezzi ricercati e colorati, un'attenzione alla qualità e soprattutto al prezzo. Se vuoi vestirti con un pizzico di pazzia, devi andare da Euforia. Signore e signori e giurati, le nostre Miss!
Vi sono piaciute? Allora potete trovare tutti gli outfit della prima uscita da Blanc d'Unil proprio qui in piazza. Le seconde due uscite invece trovate tutti gli outfit da Euforia, un negozio nuovo appena aperto quest'anno, nel quale troverete anche tutti gli accessori delle borse BGHY. Quindi noi ringraziamo tutti i nostri partner e soprattutto le stiliste che dietro hanno preparato le modelle. Io farei davvero un caloroso applauso. E farei un caloroso applauso anche a tutto il nostro staff. Ringrazierei, poi le presentiamo alla fine, Luana Burigotto, la nostra make-up artist. Dove sta Luana che non la vedo? Sarà da qualche parte. In abbinata poi al trucco Adina, May e Cez. E mentre per il parrucco, quindi per gli hair stylist, Jessica Ceccotto e Patrizia. Grazie ragazze che hanno curato lo stylist di tutte le nostre concorrenti e delle nostre miss e della presentatrice. Giurati, ritorniamo in noi perché qui ci stiamo divertendo un po' troppo. Comunque se volete vincere un altro biglietto andate a tirare a canestro. Fate 3 canestri, vi portate a casa l'ingresso ad Ewa Sport & Spa. Allora, riprendete la penna in mano perché questa è l'ultima uscita per le nostre 15 concorrenti, ovvero il tema interpretazione. Abbiamo dato il tema delle modelle, il giorno d'oggi è sempre più sui social, in televisione, sempre più i media, diciamo, condizionano la nostra vita. Ecco che noi abbiamo dato questi temi in ogni edizione e le ragazze devono interpretare come delle attrici in passerella le modelle che a loro piacciono di più. Ognuna di loro ha dato anche una spiegazione al perché. Quindi allora io le chiamerò una per volta, ve le presenterò, vediamo se trovo qui il foglietto, eccole qua, e poi loro sfileranno interpretando il tema. Quindi giurati, avete capito? Voti sempre dall'1 al 10. Numero 1, Sara Bittolo, lei ci presenta Naomi Campbell. Specialmente nell'uscita di Victoria's Secret è sempre stata il suo punto di riferimento da quando ha iniziato a fare i primi concorsi. Molto criticata da tutta la stampa, Armini Harutyunyan. L'amiro perché nonostante le critiche che ha ricevuto per il suo aspetto fisico non ha mai mollato, anzi è diventata un punto di forza per molte ragazze e modelle con disabilità. Secondo lei i difetti e le imperfezioni sono i punti di forza di ogni persona che ci rende uniche, mai nascondere chi siamo veramente. Vai Sara! Belen Rodriguez nella veste delle Iene. Molte persone le dicono che le somiglia e dei tratti somatici possiamo dire che un po' ci siamo. Ecco, le piace come donna e come persona, è sempre se stessa e sa coinvolgere il pubblico. Lei rispecchia tanto queste caratteristiche. Una iena, la nostra Belen, grazie. Numero 4, Virginia Poppi. Lei ha deciso di rappresentare Jane Birkin. Ha deciso di rappresentare questa donna che ci ha lasciati il 16 luglio scorso. È una donna inglese forte, indipendente, un'icona che a livello mondiale, grazie proprio anche alla sua borsa, alla sua collaborazione con Hermès, è riuscita a creare una, diciamo, eleganza e iconicità per la donna in tutto il mondo. E
che sia ecco, è vero, che sia una Birkin per andare a far la cena o che sia anche per uscire la sera a cena. Vai Vittoria, Virginia! Con la tua icona mondiale di Jane Birkin. Numero 6, Agatha Bedin. Lei interpreta Marilyn Monroe. Si è appassionata vedendo il documentario e la sua storia con Kennedy. Alla carriera che ha avuto nella moda, nello spettacolo, nel mondo dell'arte, anche con Andy Warhol. Credo sia una donna unica e inimitabile, per questo la ammiro molto. Devo dire che anche col neo che ti sei fatta sei proprio perfetta, una Marilyn Monroe. Numero 7, Silvia Zecchin. Lei interpreta Jessica Notaro, che oltre ad essere una modella di successo rappresenta anche il coraggio e la speranza di una donna che nonostante la violenza subita è riuscita a rialzarsi e ha continuato a lottare aiutando le altre persone in difficoltà. Naccari. Lei rappresenta Emily Ratajkowski, la segue da sempre, è una bellissima ragazza e si ispira a lei molte volte nei suoi outfit e nel lifestyle. Rappresenta Francesca Sofia Novello perché crede che sia riuscita a conciliare perfettamente il ruolo di mamma, moglie e modella, mostrandosi sempre con il sorriso nonostante le difficoltà. Vittoria Sandon, lei ha deciso di interpretare Martha Hunt. Perfetto, la scoliosi non è un problema ma un punto di forza, proprio quello che vuole dimostrare anche Vittoria. Vai!
ci presenta Gigi Hadid, una modella che ha sempre seguito tramite i social e l'ha sempre reputata una delle ragazze più belle e affascinanti nel mondo della moda. Numero 12, Elisa Fuser, e lei ci presenta Giselle Bündchen. Nonostante la sua semplicità, risulta sempre ad essere una donna elegante e raffinata. Numero 13, Uyam Tanji, che rappresenta Iman Hammam. La rappresenta sia perché hanno le stesse origini marocchine e che caratterialmente in quanto è molto altruista e lotta per un mondo migliore in cui ogni ragazza sceglie il proprio futuro. Ben detto, Uyam! Arianna Michelin, lei interpreta Kylie Jenner. È una donna forte e indipendente, semplice nel suo stile, ma anche molto grintosa. La rappresenta molto, ma soprattutto come lei ha una passione per la tinta delle labbra. Complimenti! Numero 15, Anna Tognutti, e qui tutto il pubblico se la ricorderà perché lei è una modella che ha fatto la storia. Cindy Crawford, una donna di classe, motivo per cui è una fonte di ispirazione. E che donna! La nostra Cindy. E allora giurati, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda tappa di selezioni. 15 concorrenti, solo 3 di loro andranno in finale con la fascia di Miss EWA, Miss Consorzio Sigillo Italiano e Miss Coraia.